Francesca Dell'Orto porta qui a Sarmede in mostra i modellini di gioco ispirati ai personaggi delle fiabe. Questo è un progetto che è in fase di realizzazione, questi sono dei prototipi, verranno prodotti, è un libro gioco, verrà con una copertina con la storia ed è un modo perché il bambino possa avere in mano tutti i personaggi e gli elementi della storia mentre la mamma gli racconta la storia. Non solo, è un gioco libero non nel senso che non ci sono regole, ma che il bambino ha a stabilire le sue regole, per cui può essere considerato un puzzle, può essere considerato un teatrino, ci sono i personaggi, ti aiuta nel concetto di grande e piccolo, dentro fuori, il lupo che mangia la nonna, si nascondono sotto la coperta, quindi ci sono degli elementi di sorpresa, di gioco. E uno può anche inventare, utilizzando le varie casette, diverse storie. I personaggi riprendono un po' ognuno la sua storia e si possono utilizzare in modo diverso, si possono costruire appunto delle piramidi, quindi diventa un gioco di equilibrio. Ci sono degli elementi un po' più concettuali come i fratellini che formano una sola figura, si possono nascondere sotto il pentolone. Sono dei pezzi molto semplici ma che possono essere utilizzati in vari modi. La cosa per me più divertente è che il bambino li può tenere in mano, quindi si fa regista, si fa inventore, si fa creatore e appunto può inventare con questi animali, personaggi ed elementi tutte le storie che vuole. Con te l'illustrazione prende forma e diventa prima oggetto e poi gioco. Io ho iniziato studiando e lavorando come scenografa e costumista, dopodiché mi sono avvicinata al mondo del design tessile e dell'illustrazione. Dopo qualche anno mi è venuta l'idea, un po' anche per i nipotini piccoli con cui iniziavo a giocare e raccontare storie, di avere uno strumento che coniugasse diverse forme di narrazione e di gioco, che fosse anche un po' un teatrino, una messa in scena. Che fosse un puzzle e quindi ho iniziato a progettarlo io, gliel'ho fatto provare, l'ho prototipato, l'ho proposto a degli editori e così sono arrivata a questo progetto. La tua esperienza così originale qui a Sarmede si declinerà anche nel laboratorio. Sì, l'idea è appunto di creare con i bambini, utilizzando questi elementi, nuove storie. I bambini ricalcheranno i personaggi su un foglio, li ridisegneranno come vogliono loro e poi giocheremo insieme, sperimenteremo appunto con tutti questi elementi, vedendo un po' quali versioni nascono dalla mente dei bambini.